La prima richiesta di Forza Italia al prossimo governo è quella di tutelare le aziende venete coinvolte nel crack delle popolari venete, che nei prossimi mesi saranno oggetto di un massiccio recupero crediti dopo che è stato affidato alla SGA, Società per la gestione di attività, acquisita dal Ministero dell'Economia e Finanze nel 2016 e conosciuta principalmente per aver partecipato al salvataggio del Banco di Napoli, il recupero di 17,7 miliardi di crediti deteriorati dell'ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Ma noi chiediamo al nuovo governo, attraverso il nostro presidente Zaia, perché è presidente di tutti, chiediamo che all'interno del Consiglio di amministrazione della SGA o dell'SGA di Napoli venga messo uno dei tre, due sono di nomina ministeriale, venga messo un veneto che rappresenti la situazione reale del Veneto, delle varie aziende che sono coinvolte in questo crack finanziario e che difenda questi crediti deteriorati che non sono deteriorati, perché ricordo che 10 miliardi di questi crediti su 18 sono esigibili, cioè sono crediti buoni, positivi, che non devono essere drammaticamente trattati male, ma devono essere trattati con conoscenza del territorio, conoscenza delle imprese. Penso che il giorno dopo che viene formato questo governo deve davvero in maniera seria intervenire verso i risparmiatori e soprattutto stare attenti, perché oggi dopo i risparmiatori ne subiranno in maniera forte e terribile le nostre aziende, per cui sarà come essere al bowling, quei berilli che cadono una alla volta, creando davvero un disastro economico-finanziario per tutto questo territorio. Credo che davvero sarà un danno sociale irreparabile. Il pericolo è che si vada a richiedere in massa i crediti arretrati con anche percentuali poi di interessi altissimi. Il pericolo è che per piccole cifre poi ci si ritrovi con delle grandi cifre di richiesta e alla fine che ne guadagnano sono le società che vanno a riscuotere. Ricordo che non sono solamente le 50.000 situazioni aperte da SGA e gestite, ci sono su delle situazioni 5, 6, 7 familiari o amici che hanno garantito per quell'imprenditore per una determinata cifra e verranno toccati anche questi. Ecco perché chiediamo che si apra un faro, chiediamo che ci sia una persona del territorio dentro nel Consiglio di amministrazione di SGA che lavori con testa. Crediamo che questo sia l'unico modo oggi possibile per andare incontro alle esigenze di queste imprese, di queste famiglie. È un dramma che ancora non è finito. No, non solo non è finito, ho idea che sia ancora molto macerante all'interno delle persone e noi dobbiamo, almeno per il nostro ruolo, essere a fianco di queste persone. Che segnalazioni vi arrivano? Ma segnalazioni di situazioni che sono al limite della disperazione, che in alcuni casi hanno rischiato di sfociare anche in tentati suicidi, quindi non possiamo più permettere questo.